As you can see here, this is the installation we saw at the beginning with the Alzheimer people, and that idea was of showing these images, not random, because in this case I selected the images that were important for me, the images I felt had a meaning for me and could be useful for my own memories, but that was my decision. As I said also, any of us would have chosen a different kind of images, but that's the interesting because for me my selection is what I decided. I have well, to put in front of my feelings and decide why I have chosen any of them. But for others, I didn't really know what was going to happen, and that's why I asked for help and contact Haldora, who said, well, we are going to start with Alzheimer, La Resaca y Murcia, and try to experiment what happened. And well, the first result were like people was like more paying attention to territory, common events, and things like that. While my intention was trying to take them to that kind of the universal feelings, like, I don't know, a mother raising her son with a towel, that kind of feelings that are universal and that are somewhere in these images, because most of them have been taken with an idea of capturing the moment, and sometimes they capture something beyond, it's around, it's happening, nobody's paying attention at the moment, probably nobody is paying attention now, or maybe you are doing that and I'm paying attention to another part of the image, but I think that is the part that can help to build up these memories. Related to Alzheimer people, I have that theory that maybe they could be useful for activating that emotion, not substituting the emotion, which is quite science fiction and dangerous and dark side of the idea, but more like taking them to that part of the emotion that are universal, and which is better to use images that are not your own, because your own are loaded with layers of other things, not only emotion, and maybe with other people's images, you are able to get in that part of the emotion, which is not loaded with all those things that happen in family. Grazie Salvi per questa presentazione. Trovo che uno degli elementi che volevamo mettere in evidenza, di cui parleremo spero dopo, di cui sicuramente il lavoro di Salvi è un esempio, è come l'atto di riuso sia affrontato con un approccio, come quello che cerchiamo di promuovere, sia sempre un'appropriazione e una progettualità autonoma, ma allo stesso tempo parli anche delle caratteristiche dei film, cioè delle loro nature e di quello che loro stessi, in qualche modo, di quali sono gli elementi centrali. In questo caso, per esempio, il collegamento di questi materiali con la memoria, che è una memoria chiaramente individuale per quanto riguarda lo specifico film, ma poi rimanda in realtà a una serie di contesti che sono collettivi, come si può riconoscere. Questo elemento di riuscire a costruire un equilibrio tra quello che i film sono, con tutte le questioni aperte che abbiamo in qualche modo evocato, e quello che invece possono dirci nell'oggi, nell'atto di riappropriazione, è secondo me una delle questioni cruciali, uno degli elementi di equilibrio più difficili nel processo.
riuso. Passo adesso la parola per sua presentazione a Federico Rossin, che però deve cambiare il posto. Federico Rossin, che appunto qualcuno di voi potrebbe essere conosce come programmatore qua da diversi anni, storico del cinema e anche curatore per diversi festival, e che uno dei suoi interessi è sicuramente il riuso, chiamiamolo per semplicità found footage, in realtà diciamo il riuso della riflessione sull'archivio, come citava più. Sono abbastanza ammalato, quindi perdonate la voce. Terrò botta per i miei 25 minuti. Allora, con Gianmarco e Caria ci conosciamo da 20 anni, credo, forse di più o meno, e per me è importante appunto anche un legame di condivisione di interessi, di amicizie, di amori anche molto profondi. Cariana è comunque stata una cofondatrice di On Movies, non è più lì, ma ha progetti molto interessanti, anche più interessanti di quello che Movies è diventato oggi. E con Gianmarco abbiamo attraversato tante cose insieme, festival, insomma, siamo cresciuti insieme. Io sono uno storico del cinema, non accademico, cioè rifiuto di lavorare con l'università. Quindi sono un battitore libero, non ho uno stipendio, vivo di formazioni, conferenze, scritture, scrivo per varie riviste, scrivo libri, insomma, cerco di mantenere il mio sapere vivo, non sono Debord diceva je suis docteur en rien, perfetto. Io non sono dottore in niente, non sono specialista in niente, sono amatore di tantissime cose diverse. Una di queste è il riuso dei materiali filmici. Ho anche scritto un testo su questo che, malgré moi, viene utilizzato nelle università oggi, è online gratuitamente da quando l'ho scritto, quindi tutti voi studenti utilizzatelo. È un condensato piuttosto denso di una ventina di pagine per la Fondazione Feltrinelli. Ho scritto questo, quindi ho voluto che fosse gratuito, non in vendita, tengo a questo. Quindi cinema e storia, togliamo il mio nome, immagine d'archivio e uso politico nel cinema documentario, perché per me tutto questo comunque ha a che fare anche con la politica. Quindi, ed è una sorta di manuale di combattimento per difenderci dalle immagini e dal riuso delle immagini che viene fatto oggi. È una specie di inventario, mi piace il termine inventario, che trovate anche nel libercolo che ho realizzato quest'anno per Cinema Zero sul Cinema e Follia. Sono il curatore della retrospettiva Un omaggio a Basaglia. Nella parola inventario c'è tutto quello che tiriamo fuori da una borsa, lo mettiamo lì e decidiamo che il rossetto piuttosto quello va con quello. Creiamo, come dire, una serie di utensili che sono sul tavolo che possiamo utilizzare immediatamente. Questo è l'obiettivo per me. Io sono uno storico di formazione storico-artistico e il cinema comunque sempre mi ha accompagnato, però tengo molto a, come dire, per me il riuso di materiali filmici ha a che fare con il riuso di documenti. Non sono assolutamente contrario al riuso artistico di questa cosa, però tengo a che una leggibilità, una chiarezza sulla distinzione dei vari usi sia fatta, per non finire hegelianamente nella notte in cui tutte le macchine sono nere, per cui tutto è possibile e quindi nulla è comprensibile. Quindi in questo libro parlo di tantissimi, forse a voi noti registi, ma anche meno noti, dai primissimi, quindi importanti, Janikian, Forgac, tutta una serie di libri, e parlo anche dei miei nemici, perché sono tanti, anche quelli che usano in maniera irresponsabile, acritica, spettacolarizzante, imbellettante, potremmo dire,
quelli che mettono in 16 noni e ricolorano le immagini in stereofonia, per esempio. Questo è il riuso dei materiali filmici nella televisione oggi. Tutto viene mortificato, malmenato, distrutto nel suo essere originario. Io quindi non sono un cultore delle origini, so benissimo che l'origine è una costruzione, come l'immagine è una costruzione. Quando Gianmarco ha introdotto questa giornata dicendo che l'immagine non dice, la realtà per me è la base di tutto. Vengo dalla teoria critica delle immagini, basta che leggete 3 righe di Barthes, sapete più o meno di quello che penso. Vi parlerò di una serie di cose che sono legate alla memoria e a un'ipotesi critica che trovo interessante. Io ho lavorato molto sul riuso, quello che viene detto molto rapidamente, found footage, diciamo, di materiali. Questa è una storia lunga. Il riuso dei film di famiglia, diciamo che per dare a voi studenti, visto che ce ne sono tanti, questo libro qua è un po' l'inizio di tutto. Film Spaghetti Films di Jay Leida, libro oggi dimenticato. Jay Leida, comunista americano che va a studiare da Eisenstein negli anni 30, lo traduce, è lui che traduce le 2 antologie, poi pubblicate anche in Francia e in Italia da Einaudi negli anni 60, negli 50-60. All'inizio della sua storia del cinema russo-sovietico, Leida racconta un piccolo aneddoto assolutamente geniale su che cosa può fare il riuso. Va in Ucraina, Bialystok, c'è già la rivoluzione, ovviamente. Bialystok è la città di origine del mio grande amore Givadertov e dei suoi altri fratelli e di suo padre che era un bibliotecario itinerante. Ecco, anche lì la memoria. E questi chiedono, ma non c'è qualcosa sull'affaire Dreyfus? L'affaire Dreyfus è il 1894, il cinema è nato dopo. Lui, questo operatore Lumière, di cui scova un po' fra le cose che ha, c'ha un palazzo parigino, un traghettatore, un'isola tropicale, dice sì, mette insieme le cose e dice questo è il palazzo di giustizia di Parigi dove Dreyfus è stato e viene processato. Questo è il traghettatore che lo porta all'isola del diavolo. Questa è l'isola del diavolo, lui da Banshee fa la narrazione, ecco come si riusa l'immagine. Cioè, il peccato originale è già lì, è già fatto, siamo nel 1898 più o meno in Ucraina, è già fatto tutto. Come possiamo far dire all'immagine quello che le immagini non sono? Ora, per me è interessante, io sono un filologo, è interessante vedere che un certo riuso di immagini di famiglia, dal punto di vista artistico, nasce in ambito di cinema sperimentale, underground, negli anni 70, da essenzialmente 2 autori di origine ebraica. Uno si chiama Gabor Bodi e un altro si chiama Ken Jacobs. Ken Jacobs sta negli Stati Uniti e Gabor Bodi sta in Ungheria. Tutte e 2 lavorano per la prima volta su immagini di famiglia problematizzate. Tutte e 2 lavorano su queste immagini come un sintomo di qualcosa. Tutte e 2 dicono che dietro l'apparenza di queste immagini pacifiche, film di famiglia uguali, il padre che filma la famiglia, che poi lo proietta alla famiglia per federare attorno al suo sguardo patriarcale l'amore. Non si filmano, ti do uno schiaffo, ti va in castigo, no, si filmano le comunioni, la mitzvah, tutto quello che volete, quindi si filma l'amore familiare, ovviamente è una costruzione artistica. Ora, per me era interessante che sono 2 figli della Shoah che si interessino a questo. Nello stesso momento ci sono un paio di libri fondamentali che escono in ambito storico, questo, Yerushalmi, Tzachor
Zakor vuol dire ricorda, è un memento fondamentale della storia ebraica. Tradotto anche in Italia, oggi fuori catalogo da Pratiche Editrici, e il secondo libro è questo libro di Maurice Halbwachs, storico francese, che è morto a Buchenwald. Questo libro è stato pubblicato 5 anni dopo la sua morte, nel 1950, la Mémoire collective. Ora, la cosa interessante, ovviamente il popolo ebraico conta fra le sue fila uno dei più grandi storici dell'antichità, Flavio Giuseppe. È lui che, da traditore, perché si unisce ai latini, ai romani, racconta la storia del suo popolo. C'è un altro storico che farà una battaglia contro il negazionismo, che si chiama Pierre Vidal-Naquet, che ha scritto contro i negazionisti delle camere a gas e un libro su Flavio Giuseppe che si chiama Il buon uso del tradimento. Potrebbe essere un titolo della mia conferenza su come si usano le immagini. Il buon uso del tradimento. Ora, questo è l'inizio. Mi è venuto in mente e ho detto, guarda, effettivamente questo signore qua si chiama Ken Jacobs, fa un film che si chiama Urban Peasants, con i film di famiglia di sua moglie, Flo. Lui non conosce le persone che sono lì dentro, sono famiglie ebraiche della Polonia e della Russia che sono arrivate a New York negli anni 30, negli 20 anni 30, che si filmano per i bar mitzvah, per i vari feste delle campagne e compagnia, e lui all'inizio del film mette un'immagine nera con una lezione di Yiddish. La lezione di Yiddish è una lezione di Yiddish che appartiene a dei nastri registrati negli anni 30, in cui lo Yiddish serve, dicono, se devi andare in un albergo devi chiedere che cosa, avete una stanza per me? Ora, mettere nel 1975, avete una stanza per me in Yiddish, sapendo che la Yiddishkeit è stata annientata, è ovviamente quasi antifrastico se non ironico. La lingua lì non serve più a nessuno, ovviamente. E poi ci sono le sue immagini, le immagini del papà, degli zii, di Flo, scelte random, non c'è nessuna volontà di costruire una narrazione. Lui li ha presi, li ha incollati uno all'altro, aveva tutto quello che aveva, non ha nemmeno guardato la data, non li ha riquadrati, cioè fa un prelievo ontologico tel che era, cioè non tocca assolutamente, non rielabora. E poi chiude anche qui con un ulteriore momento. I have lost my bag. Voilà. Ich hab verloren mein Valise. Ancora lo Yiddish e l'immagine nera. E poi dall'altra parte c'è Gabor Bodi con Peter Timar che fanno questo film che si chiama Private History, che è all'origine di tutto quello che è stato poi fatto dopo, poco conosciuto purtroppo. Gabor Bodi morto suicida, molto probabilmente, e che fa una cosa, sono film della famiglia Bartosz, famiglia di ebrei ricchi che fanno un grand tour italiano. E vedete, guardate che cosa fanno Timar e Gabor Bodi sulle immagini di Venezia, le ho scelte ad hoc per voi. Preparatevi! Ora quei butteri attende alla patria e alla rivoluzione fascista! Per l'Italia fascista! E dietro la piccola storia c'è sempre la grande storia. Dietro l'apparenza c'è sempre il trauma. Questo si chiama Sigmund Freud, che è alla base di tutto quello che stiamo dicendo, cioè che il discorso analitico delle immagini racconta un'altra storia, un inconscio, direbbe Walter Benjamin, ottico di queste immagini. Alla fine di questo film, vi faccio vedere che cosa hanno trovato Bodi e Timar.
cinema. C'è una canzonetta, come noi potremmo essere il trio Lescano degli anni 30-40, le canzoncine che ha usato Bertolucci nel Conformista. Adesso vedete dove mette questa canzone. Hanno tutti la stella gialla, se state attenti, sono deportati. Quindi l'idea è che dietro quel film di famiglia, appunto, la memoria collettiva, Sacco ricorda, perché dietro quella cosa lì, personale, familiare, intima, c'è la grande storia. E quindi quel riuso lì deve essere all'altezza di raccontare quell'altra grande storia. Non si può usare cosmeticamente la memoria come fanno appunto, facciamo la pubblicità del mulino bianco degli anni 70 e fa vintage. Quello è porno. È la pornografia dell'uso della memoria. Questa è un'altra cosa. C'è un film che è uscito 2 anni fa di Bianca Stiffer, che è la moglie di Steve McQueen, Turner Prize, grande regista e artista di oggi, che ha avuto grande successo, ha vinto premi, e leggendo, è un bel film, leggendo le critiche su internet su questo film, mi sembrava di leggere come se i critici che non avessero visto niente di quello che era, come se scoprissero l'acqua calda. Questo film ha successo perché c'è Steve McQueen, perché lei appunto è sua moglie, perché lui è anche il produttore del film. Tutto quello che Jacobs, Forgach, là ce ne sono vari, Janikian, Farocchi hanno fatto, l'idea di prendere 3 minuti di un film girato in Polonia, in un villaggio, in uno Stettler, e endogeneticamente lavorare solo su quei 3 minuti, senza utilizzare altre fonti, e faccio un film di 1 ora, sembrava loro una cosa rivoluzionaria, e invece questo è stato fatto fin dall'inizio, perché il fondo della Bartosz Family di Forgach e di Gabor Bot è quello. Se avete visto Aufschub, Respite di Farocchi, che non è un film di famiglia, è un film di command utilizzato per fare un maquillage su un campo di sterminio, di concentramento di Westerbork, lui lavora solo su quell'immagine. Ora, quindi, per me è stato importante che questo film sia riconosciuto oggi, ma sarebbe importante che andasse valutato per quello che vuole dire questo film oggi. Cioè l'idea che lasciare in maniera irresponsabile gli archivi filmici come banche dati di stock shots. Voi sapete che io dico ai miei studenti, faccio degli atelier anche con dei ragazzini di periferia delle banlieue e che credono di fare delle immagini, loro dicono stile, come dire, fighe di loro stessi. Io gli dico, guarda che queste immagini qui, ti faccio vedere 40 pubblicità, senza nemmeno saperlo, stai ripetendo un cliché che ti viene indotto dal capitale oggi, che vuole che tu dica esattamente quella roba lì. Non c'è bisogno di filmare. Io odio la gente che filma, io non ho neanche un iPhone, ho un vecchio Nokia marcio, mi va benissimo così, perché tanto quella memoria lì, io vado su Instagram, che non ho, non importa, comunque mi hanno detto che ci sono 5 milioni di tramonti a Rimini tutte le estati fotografate, benissimo, non ho bisogno di farne uno in più, perché sarebbe un inquinamento, perché c'è anche l'inquinamento delle immagini, ovviamente. Quindi il problema per me è creare delle genealogie che ci impediscano di aggiungere cosmesi a cosmesi e porno a porno e che ci diano un rigore maggiore nel fabbricare queste immagini, nel rifabbricarle e nel vederle.
Cioè, per me, la mia opera è un'opera di pedagogo, quando lavoro nelle scuole di cinema, quando ho fatto le mie conferenze, le mie formazioni, di pedagogo che insegna a leggere le immagini, perché quella è la base di tutto. Perché noi crediamo che siamo liberi perché possiamo fare tutti col nostro cellulare delle immagini. No, noi siamo in realtà dentro un flusso di immagini che viene logaritmico, di cui noi siamo partecipanti asserviti, e va benissimo così. Quindi per me il cinema di riuso delle immagini, certo memoria collettiva, certo trauma, certo, come diceva Salvi, ritrovare il bandolo inconscio della matassa della propria storia, sapendo che quella storia lì viene da tutto un contesto. Per me è commovente vedere che in quei 3 minuti girati in Polonia si arriva a leggere l'insegna di un panettiere, di sapere chi era, di sapere che non c'è più, di sapere che è cenere, e che quelle immagini lì congiurano la scomparsa. Congiurano la scomparsa. Il problema oggi è che l'inquinamento delle immagini produce scomparsa, anziché congiurarla. La produce. È quello il problema. Che questa iperfabbricazione di un'iconosfera privata in realtà offusca la memoria. È un rumore di fondo devastante. Ora, è chiaro che in tutto questo è anche interessante, per esempio, usare le immagini del nemico. Questo è interessante in tutto questo. Per esempio, 2 cose che volevo farvi vedere a penna. Walter Reinowski, Comando 52, 66, 65, dunque questo regista di propaganda, io lo so, lavora per la DDR, è un giornalista comunista, assolutamente asservito ai detti del partito, però si ritrova davanti a un fondo incredibile di un mercenario tedesco che va in Congo ad ammazzare per conto di noi, dei francesi, dei belgi, degli inglesi, Lumumba e tanti altri. Ecco, come ci sono la Wagner e tanti altri oggi uguali. Come se il tipo della Wagner avesse filmato e noi arriviamo alle sue immagini e ci facciamo un film sopra. E non solo, ci sono pure le registrazioni. Tu hai in mano le immagini del nemico. Questo è interessante. I suoi filmini di famiglia in cui filma un corpo tirato, squartato, sono i suoi film di famiglia, dal suo punto di vista. Oppure gli olandesi in Indonesia, che sono stati fra i peggiori colonialisti massacratori, che si filmano il loro esotismo con i loro servi e schiavi indonesiani, e Vincent Monnikendan fa un film fondamentale, Mother Dao, che fa riabitare quelle immagini lì dai canti tradizionali degli indonesiani. Riesce a decolonizzare le immagini coloniali. Queste sono 2 possibilità. No? È interessante usare le immagini dell'altro, non solo di noi stessi, ovviamente. Ed è interessante che quando Jacobs fa il suo film, non sono le sue immagini, sono le immagini della famiglia di sua moglie che non conosce. Quando Gabor Bodi fa quel film lì, lo fa con un Wegfremdung effect, con un effetto di distanziamento che gli permette e permette a noi una lettura. Questo scarto che permette a noi la lettura è uno scarto fondamentale. Vorrei chiudere con qualche altro piccolo riferimento con una poesia, a me molto cara, di Vittorio Sereni, che è il mio poeta preferito, ancora sulla strada di Creva. Vi leggo il finale. Trova per strada una vecchia che inizia a delirare, è vestita in lutto, inizia a sproloquiare, e lui l'ascolta e trascrive il suo monologo e chiude la poesia così. Così, delirando di una perduta forza, di una remota gioia, così oltre noi dileguando, scovava, svergognandola, la morte ancora occulta tra noi. E da quel giorno e quell'ora d'amore più non ti parlai, amore mio. Per me il cinema di riuso è questo: scovava ancora occulta tra noi la morte.
è questa roba qui. E poi un grande libro, importantissimo, che è The Lost, di Daniel Mendelsohn, in cui lui va a cercare in Polonia, in Russia, quello che è stato della sua famiglia. È chiaro che Christian Boltanski, Boris Lehmann, che è qui con noi, di cui vedremo alcuni film alle 6:15 al cinema, questi figli della Shoah cercano di raccontare quella cosa lì, non solo parlando della loro storia, della loro famiglia, perché quando noi leggiamo The Lost parliamo di noi, parliamo di tutti, non è una storia privata. Se private history, se noi le usiamo con 2 lettere maiuscole, c'è la storia privata, ma c'è anche la grande storia con la grande H. Voilà, quello è quello che mi interessa. Grazie Federico. Io credo che a questo punto intanto sia, spero, insomma, chiaro il discorso e il percorso che abbiamo cercato di fare, pur frammentario, con alcuni interventi che appunto in diverso modo ci permettono di trovare un approccio più ragionato, riflesso, pieno di conoscenza dei materiali, di quello che si fa e che si è fatto, della grande storia o della storia, diciamo, del contesto di produzione di queste immagini. E quindi ci dovrebbe consentire, questa un po' è l'idea, appunto di approcciarci, di avvicinarci a questi materiali e soprattutto a una intenzione di riuso con maggiore consapevolezza, per produrre soprattutto opere che producano consapevolezza, quindi non appunto un riuso strumentale. Purtroppo questo riuso strumentale c'è e lo sappiamo anche noi, lavoriamo da tanti anni con queste immagini, quindi è evidente che per certi aspetti cerchiamo di scongiurarlo, di evitarlo, di allontanarlo. Promuoviamo ovviamente un'idea non necessariamente prescrittiva, però comunque chiaramente forte, di approccio a questi materiali, lasciando poi la libertà, perché poi appunto le opere migliori sono quelle che poi proprio attraverso l'iniziale conoscenza di questi materiali e attraverso la propria libertà di interpretazione creativa e il proprio sguardo riescono a decostruire ulteriormente quelle immagini. Quindi la conoscenza delle immagini non ci obbliga a essere legati né a quello che loro significano né a quello che è stato fatto. Però la nostra capacità di interpretazione, di lettura e di decostruzione matura e si libera per certi aspetti attraverso questa conoscenza. Questa è un po', diciamo, l'intenzione e la volontà di promuovere questo approccio, chiamiamolo così, pedagogico, che poi vuol dire semplicemente in ogni contesto dove queste immagini possono essere utilizzate, che non è solo quello artistico, sappiamo, appunto, l'abbiamo citato, ne ha parlato Sofì, ma ne abbiamo parlato in vario modo, che può essere quello didattico, educativo, medico, in qualunque contesto, comunque chi fa da mediatore o chi rimedia, se si tratta di artisti, rimedia, come si dice oggi, queste immagini, deve diciamo, avere degli strumenti, ecco, degli strumenti concettuali, degli strumenti, chiamiamoli anche etici, ma degli strumenti concettuali. E prima di aprire la discussione, sperando che ci siano un po' di domande, volevo che con Sofì dire, diciamo, quantomeno accennare all'intervento che purtroppo manca perché Christelle Taibert non è potuta intervenire, che era una, diciamo, panoramica sulle attività legate ai film di famiglia nell'ambito dell'educazione all'immagine in Francia, che è un settore molto strutturato, particolarmente strutturato. Non so se Sofì puoi dirci tu qualcosa e poi magari rimandare allo scritto di rapidamente, perché non sono specializzata su queste questioni, però Christelle ha scritto un bel articolo su
intenzioni, i paradossi dell'educazione all'immagine o piuttosto del riuso del film amatoriale dentro questa struttura di educazione con l'immagine, che in Francia è stata caricata molto dai cineclub prima e dagli 80, 1980, è diventato proprio una volontà politica dello Stato di dare un'importanza all'educazione all'immagine. Non so se è la buona traduzione, però diciamo, non è. Diciamo anche in Italia esiste l'educazione Sì, all'immagine allora, attraverso l'immagine. appunto, perché Christelle spiega appunto che ci sono tre volets, tre modalità, diciamo. Prima l'educazione con l'immagine, che è sempre esistita, per esempio in storia, ma pure in geografia, eccetera. Un'educazione alla cultura dell'immagine, soprattutto cinematografica, e un'educazione al linguaggio cinematografico. E sono come tre versant di questo programma tipicamente francese, ma non solo francese, però con una volontà dello Stato e finanziata. Molti attori, non solo nel campo dell'educazione, però pure in media, cioè associazioni, istituti, mediatiche, posti pure in quartieri più in difficoltà. Quello che spiega Christelle abbastanza e che è molto interessante è che in Francia il paradosso è che c'è una grande importanza che è data al cinema d'auteur, quello che chiamiamo l'autorismo. C'è veramente una tensione fra la volontà di educare a un cinema molto legittimato sul piano simbolico e un cinema che non è considerato nello stesso modo. E dunque spiega che gli archivisti in Francia, che hanno una logica molto territoriale e molto sostenuta regione da regione, che pure è vero in Italia, però voi possiamo trovare immagini di Sicilia nel nord, è molto diverso. E dunque ci sono iniziative educative, pedagogiche su questi fondi che hanno sono accogliati, cioè non fa problema nell'educazione con l'immagine, perché in modo evidente, quasi evidente, si vede che questo materiale documenta il passato e pure da vedere punti di vista che non conosciamo, che sono nuovi. Dunque funziona perfettamente e su questo piano è accettato facilmente, diciamo. Sul volet educazione alla cultura cinematografica è più complicato. Lei ha fatto molte interviste con gente che si occupano di questo, eppure loro hanno delle difficoltà da categorizzare, non si può parlare di movimento, però c'è una stilistica, si vedeva prima quando mostravi l'immagine, ci sono scene stereotipiche quasi e che fanno l'emozione, secondo me, dello spettatore, che ha pure lui voilà. E sono materiali che dicono molto di un'epoca, pure oggi, pure quest'epoca sull'influenza di uno sguardo capitale, ci dicono qualcosa dell'epoca in cui si gira. E dunque per la cultura cinematografica è più difficile dare una place, diciamo, un posto a queste immagini. Però sono molto usate per spiegare agli allievi come c'è una storia delle tecniche eppure della democratizzazione di queste tecniche
e delle modalità di shooting, diciamo, e di proiezioni o di visionamento oggi, e c'è un interesse su questo lato. E alla fine, per la questione del linguaggio cinematografico, si fanno analisi a partire di questa immagine, forse, magari non lo so, sul riuso di queste pure immagini, però è sul lato della creazione che diventa abbastanza interessante, per far imparare il montaggio, per far capire come si costruisce un montaggio coerente e con una storia. Si usa di più in più questi film amatoriali piuttosto professionali, perché c'è pure un'altra dimensione, e di fare in modo che, diciamo, i giovani, per dire questo facilmente, però sarebbe per tutti noi, prendono la misura di che cos'era filmare. Ora che abbiamo tante immagini che produciamo in modo molto spontaneo e anche molto, come dire, è l'inverso della spontaneità, determinate da applicazioni e altre. E dunque questo lato un po' critico e è abbastanza sviluppato, e capire come si filma, come si filmava, come si può ancora filmare in modo amatoriale. Voilà, faccio un riassunto. Sì, e l'articolo di Christelle Taiber e pure altri testi molto interessanti esistono infatti un numero di revue dove abbiamo coordinato i testi del primo colloquio Direct Forward in cahier de champ visuel, numero 26, e con autori interessanti, e un molto bello testo di Roger Audin che apre e che è il suo ultimo testo, e la sua moglie che ha rivisto l'ultima. Voilà, ouais. Grazie. Sì, io lo diciamo perché appunto per chi fosse interessato e purtroppo appunto l'intervento di Christelle che non poteva essere qua, il testo ripercorre, diciamo, questa analisi, questa tentativo di collocare i film amatoriali e i film di famiglia dentro questo contesto francese, spiegando anche bene come funziona, appunto in modo molto strutturato. Gli archivi regionali hanno ognuno, o quasi ognuno, diciamo, un ufficio dedicato alle attività educative, dentro cui sono i film amatoriali, quindi credo che possa essere molto interessante e di ispirazione, quantomeno di riflessione, per tutti quelli che effettivamente in ambito di mediateche o di altri ambiti educativi vogliono approcciarsi all'utilizzo di questi materiali. Purtroppo è in francese, però comunque è molto. Scusa Sofia? Sì. C'è anche un testo che abbiamo scritto noi relativamente a un progetto che abbiamo promosso, che si chiama Reframing of Movies. Sì, adesso veramente ci piacerebbe che ci fossero delle domande o quantomeno delle osservazioni, delle questioni anche. Quello che ci interessava e che ci interessa è capire, si può portare e si può diciamo, costruire questo tentativo di pedagogia rispetto al riuso dentro i contesti in cui lavorate, sia se lavorate in ambito, se siete studenti, se ci sono elementi che vi siete già posti, che vi volete porre, sia se siete educatori o mediatori, che tipo di attività svolgete normalmente, che cosa vi sembra che manchi o come in realtà vi sembra che possa essere, se può essere effettivamente costruito un tipo di approccio più consapevole rispetto a queste immagini nelle attività che vengono svolte. Ecco, l'idea era un po' di quella di portare un po' questi temi alla discussione, tutto qua. Adesso passo un attimo parola a Carianni. Sì. No, in realtà se ci sono delle domande, prego. Ma aspettando che qualcuno alzi la mano. No, in realtà volevo dire due cose. Innanzitutto ringraziare ancora Federico, che con i suoi interventi e con la densità, insomma, dei suoi interventi, che sono anche molto appassionati, e traspare tutto il suo amore per
per la sua ricerca e i suoi approfondimenti, quindi lo ringrazio veramente molto. E volevo dire due cose legate al suo intervento. Una, ha mostrato appunto un estratto di un lavoro di Gabor Bodi e ha accennato anche al lavoro di Forgac, Peter Forgac, che forse molti di voi conoscono, che ha iniziato a lavorare nei primi anni '80 in Ungheria, a Budapest, ed è tra i fondatori del primo archivio europeo dedicato esclusivamente ai film di famiglia a Budapest tra il 1982 e il 1983. Non ne parla mai molto perché chiaramente come prevalentemente artista viene sempre invitato a raccontare del suo lavoro da artista, da filmmaker, ma 2 anni fa lo abbiamo invitato, c'è stata la federazione, il congresso della FIAF a Budapest e presentavo insieme ad altri colleghi una pubblicazione alla quale stiamo lavorando sulle metodologie archivistiche e le possibilità di rielaborazione creativa dei film di famiglia insieme ad archivisti internazionali. Abbiamo deciso, visto che il congresso era a Budapest, di invitare Forgac e abbiamo insistito sul fatto che in quel contesto lui raccontasse di questa esperienza pionieristica di fondazione del primo archivio europeo di film di famiglia. E poi volevo dire un'altra cosa rispetto al lavoro di cui ha parlato di Bianca Stigter, 3 Minutes a Lengthening, questo film molto bello che è passato anche l'anno scorso, è stato mostrato a un Archive Found Footage Fest a Roma e che ha anche vinto, credo, sì, il premio An Archive, che è un lavoro che appunto scava in questi 3 minuti di film girati in Polonia, in un villaggio polacco nel 1938, girati da un signore che è di origini polacche, che era emigrato negli Stati Uniti all'inizio del Novecento con i suoi genitori, che nel 1938 fa un viaggio in Europa con la moglie e alcuni amici e parenti, e oltre a girare tutta Europa decidono di andare appunto a visitare questo villaggio originario della sua famiglia. Tutto questo, cioè il lavoro di Bianca Stigter, parte da una ricerca fatta dal nipote del cinematore. Il nipote si chiama Glenn Kurz, il cinematore era David Kurz, e Glenn Kurz, suo nipote, dopo la morte della nonna, perché il nonno era morto già diversi anni prima, ha trovato i suoi film di famiglia, ha trovato i film di famiglia girati dal nonno David Kurz e ha iniziato poi, ha donato i film all'Holocaust Memorial Museum di Washington, e da lì è partito tutto un lavoro di ricerca che è stato poi ha scritto un libro in cui ripercorre appunto questa ricerca a partire dal ritrovamento di questi film, che si chiama 3 Minutes in Poland, Discovering a Lost World in a 1938 Family Film, e che è un libro straordinario, e il lavoro di Bianca Stigter parte da questa ricerca. Tra l'altro è stato curioso perché ha raccontato a Roma, Bianca Stigter, l'anno scorso, che lei ha scoperto di questo libro via Facebook e da lì ha costruito questo film veramente notevole. Perché per farvi capire a che punto il film di famiglia può avere anche una potenzialità eversiva. Quando Forgac fa questo archivio, lo fa in un paese di socialismo reale in cui il privato deve essere pubblico, cioè non deve esistere la sfera privata, in cui sostanzialmente coltivare la propria sfera privata è visto come fenomeno borghese, quindi antirivoluzionario. Quindi fare questa cosa in quell'ambito lì è un ambito rivoluzionario, cioè fare una cosa che va contro la narrazione di storia puramente collettiva, ma non nel senso di Al-Vax, nel senso appunto di una narrazione inventata, di un popolo inventato, che è voluta dal regime comunista ungherese, protetto da Mosca. Capite
che non è innocente lavorare su quelle immagini lì. Scusate, è il mio Nokia marcio che... Ecco. Pardon. Non è innocente lavorare su queste cose qui. Ecco, per darvi un'idea, quindi quando lavorate su un fondo, chiedersi quando è stato realizzato e in che momento e in che paese voi ci state lavorando adesso. Quando Monique Endam ha lavorato su quelle immagini lì, la storia coloniale olandese, negli anni '80, era rimossa. Non si parlava più di questo. Che non facciamo in questa bella Italia, in cui non abito per fortuna più da 15 anni, dei bei filmini del maresciallo Graziani o di tanti eletti del nuovo popolo italiano oggi? Volevo sottolineare appunto, come hanno detto loro, che da una parte c'è un artista che in realtà nasce, o comunque archivista, e dall'altra Bianca Stigter. Se diciamo chi ha fatto le recensioni del suo film non conoscevano tutto quello che è stato fatto prima, lei sicuramente conosceva il libro di Glenn Kurtz, che è una ricerca straordinaria senza il quale non avrebbe fatto film, e sicuramente conosceva l'opera di quelli che hanno fatto film prima di lei, perché il suo film è fortemente legato. Ha scritto il libro perché ha letto Mendelssohn, lo dice, ha letto questo libro in cui il nipote, quindi l'idea che il trauma nella storia si trasmette da generazioni e che torna fuori, il rimosso, no? Il nipote, professore di storia, guarda caso professore di storia antica, come Arnaldo Momigliano, grandissimo storico dell'antichità, ebreo scappato a causa delle leggi razziali a Londra, e lì c'è rimasto per fortuna per lui, come Carlo Ginzburg, come tanti appunto, e legge Mendelssohn e dice: ho questi 3 minuti qua, voglio raccontare il modo in cui sono arrivato a capire che cosa c'è dentro queste immagini qui. Fa la storia di quei 3 minuti e mezzo lì. È interessante il fatto che oggi Bianca Stigter, sposata con Steve McQueen, che è un caraibico post-coloniale che vive a Londra, non vivono più a Londra in realtà, vivono ad Amsterdam, decide di fare un film sull'occupazione nazista di Amsterdam e fa un documentario che dura 4 ore e mezza, che credo sarà distribuito in Italia presto, si chiama Occupied City, in cui filma l'Amsterdam di oggi con i luoghi della memoria, oggi in disparizione, dell'occupazione nazista di Amsterdam. Cioè, che un afrodiscendente postcoloniale inglese, viene dai Caraibi, racconta quella storia lì, io trovo che sia estremamente interessante, perché non è legato semplicemente a un'identità, ma cerca il trauma della sua vicenda anche nella vicenda di altri popoli. Alzate le mani. Eccolo. Sì, gli do il microfono a Elena, che così magari viene qua. Prego. Vieno qua che è più pratico. Buongiorno a tutti, sono Gabriele Quassin di Treviso, mi occupo di queste cose fin dalla gioventù e quindi sono commosso, agitato, molto coinvolto da tutto quello che ho sentito. Ho bisogno di fare 2 o 3 domande, osservazioni a titolo sparso e poi una breve conclusione. Allora, intanto parliamo di archivisti competenti. Chi li forma? Gli archivisti competenti? Poi risponde chi vuole. Poi, dalla signora Raimond, mi piacerebbe, ma so che non possiamo fare una lezione di una giornata, un approfondimento su reuse, misuse e abuse, perché lì si apre un mondo. Poi, riguardo al fatto che l'iconosfera privata aiuta a ritrovare il bandolo inconscio della propria memoria attraverso questi filmati, bellissima cosa, si dice non annulla la morte, però la mitiga. Io vedo che quando si ritirano fuori i film di famiglia amatoriali e si ripropongono ai soggetti,
ancora viventi, magari vecchiotti, ma ai loro figli, ai loro nipoti, eccetera. C'è questo recupero di memoria che veramente riporta un pezzetto di vita che non c'è più e che fa parte di quella sfera, diciamo, socialmente utile, emotivamente molto coinvolgente, che non è da trascurare nel recupero di questi materiali. Quindi parliamo sia di un recupero che è possibile artistico, politico, sociale, ma anche molto importante e apprezzo molto e direi che vanno valorizzati quei piccoli gruppi locali che magari senza tutta questa ricchezza di competenze, di sfumature critiche, filologiche, eccetera, fanno questo lavoro umile ma costante di recupero di queste memorie e le ripropongono in incontri periodici con la gente del posto, dove la ricostruzione, la condivisione, anche molto molto semplice, guarda Beppi, ciao Tony, guarda quello che c'era, ti ricordi di tu a casa là, non a casa più. Ecco, cioè, tutte queste cose qui nel loro piccolo hanno una loro utilità sociale molto maggiore di quello che si possa immaginare. Tutte queste cose io ho tentato per anni di portarle avanti con la Mediateca regionale del Veneto, ma chi non ha orecchie per intendere non c'è niente da fare. E quello che invece ormai sono scoraggiato di continuare a fare, e qui mi faccio il segno della croce sperando che qualche angelo divino mi aiuti, non ho più voglia di fare, non ne posso più, voglio cedere lo scettro, è quello di tenere in piedi un laboratorio a mie spese dove negli anni ho investito decine, centinaia di migliaia di euro per fare un uso permanente del recupero delle macchine per poter leggere tutti i formati possibili e immaginabili. Non ne posso più, da solo non ce la faccio, lo volete, ve lo do. Grazie. Bene, rispetto alla... io provo a rispondere alla prima domanda, quella sulla formazione. Beh, la situazione non è, diciamo, così rosea, però esistono delle scuole importanti, in particolare ne cito tre, una ad Amsterdam che è la Preservation and Presentation of the Moving Image, che è stata avviata nel 2005, quindi comunque 20 anni fa, quasi 20 anni fa, ma abbastanza recentemente. Poi c'è la Selznick School for Film Preservation a Rochester, negli Stati Uniti, e c'è adesso non mi ricordo il nome, è una scuola molto simile alla scuola olandese in Germania, a Francoforte. Sì, all'università, bene, sì, è collegata con la Goethe University, però e l'escuela San Sebastian, che è anche una scuola che è stata fondata recentemente, neanche 10 anni fa, che forma anche archivisti dell'audiovisivo. Per quanto riguarda i film di famiglia nello specifico, chiaramente siamo ancora lontani da raggiungere, insomma, nel senso che molti di noi nel loro piccolo ci provano. Io per esempio sono molto contenta dall'anno scorso, io sono principalmente un archivista di film di famiglia, nasco professionalmente come archivista di film di famiglia grazie a Forgac, grazie al ritrovamento dei miei film di famiglia e grazie alla scoperta del lavoro di Peter Forgac, che mi ha dato, insomma, è stato un incontro epifanico, e da lì ho deciso appunto nel 2003 che la mia professione sarebbe stata quella. E comunque io nel mio piccolo insegno in varie scuole anche molto tradizionali di archivistica, al corso di alta formazione in archivistica contemporanea dell'Archivio Centrale dello Stato, ma per poche ore, e invece dall'anno scorso sono docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari della Sapienza a Roma, dove ho un corso intero
dedicato ai film di famiglia, quindi dall'anno scorso c'è diciamo questo piccolo intervento in questo senso, però c'è molto lavoro da fare. A Gorizia c'è chiaramente il DAMS di Gorizia e la Camera Ottica che lavorano da molti anni in questo senso, ma c'è insomma un lavoro ancora grande e importante da fare, però consideriamo che appunto gli archivi di film di famiglia e i progetti di archivio che si sono insomma sviluppati nel corso degli ultimi 20 anni insomma è troppo recente ancora probabilmente per far sì che ci siano delle scuole ad hoc per formare degli archivisti, però ci sono dei tentativi insomma in diverse regioni italiane e speriamo che ci si possa espandere. Sì, diciamo che chiaramente i film di famiglia sono un settore molto marginale già nell'archivistica audiovisiva, che già di per sé diciamo, non ha diciamo, dei grandi punti di riferimento, Cariani ne citava alcuni. Quello che forse possiamo dire, senza necessariamente parlare solo di noi stessi, però è che chiaramente per noi questi incontri, come anche altre occasioni, come è stata un'iniziativa che abbiamo svolto in dicembre, che si è chiamata Movie Days, a Venezia, oppure altre iniziative come questo progetto dedicato ad artisti al riuso che si chiama Reframing Home Movies, che abbiamo portato avanti diciamo, per 3 edizioni dal 2017 in poi, sono in realtà, cioè dentro questi percorsi, come anche dentro questi incontri, vorrebbero esserci, speriamo che in parte ci siano, anche elementi di riflessione archivistica, cioè chiaramente non sono momenti di formazione esplicita, diretta di come si maneggia un film di famiglia, come si maneggia un Super 8, un 8 mm, un 9,5, come si restaura, come si digitalizza, come si fanno le interviste con i donatori, eccetera, però vogliono essere tutti momenti di consapevolezza archivistica rispetto a questi materiali e questo per noi è fondamentale perché tra l'altro arriva a un pubblico anche un po' più ampio. Chiaramente formare archivisti competenti è essenziale perché sono loro i mediatori che poi faranno da tramite di questi film, però diciamo, nella nostra attività cerchiamo di fare in modo che questi incontri siano dei momenti di vera e propria formazione, ecco, non soltanto di discussione eccetera, ma che propongano degli elementi formativi. Passo la parola a Sofì per la seconda domanda. Che è una domanda difficile. Misuse, reuse, misuse, abuse è dunque un libro importante di Jamie, c'era un I in troppo, Byron. L'interesse è di interrogare il riuso come essendo sempre un misuso, cioè che un secondo sguardo o terzo o quarto dipende perché ci sono net found footagers and found footagers che riprendono film che sono fanno già del riuso per analizzare appunto in che modo hanno spostato il senso iniziale e dunque il problema dell'etica. Allora il mesusaggio, si dicerebbe così in italiano? No. The misuse, we will say it's easier, può essere etico in se stesso, non è anche se per esempio quando parlavamo di immagine coloniale ci può essere un altro sguardo che è quello di quello che riusa, che prova di svuotare questo sguardo primo che ci sono nelle immagini. Dunque è un soggetto complesso, ma secondo me molto interessante, di sempre, e quello che fa Jamie Barron, partire dal punto che c'è un soggetto, the gaze è nel sguardo di quello che ha filmato e lo sguardo di quello che riusa. E pensavo a certi film, per esempio parlavo prima quando ho parlato di Chloé Galibert-Lenné, che lei lavora su immagini contemporanee, però riusati da altri di lei. Per esempio il film, che è un film video art che si chiama Watching the Detectives di Kennedy, che dà da vedere e da leggere, però non spiega niente, le immagini e i commenti
degli usatori della piattaforma Reddit al momento degli attacchi a Boston di 2013. E Kennedy, non mi ricordo il cognome, ci dà da vedere tutte queste immagini e conversazioni senza parlare, un film muto, poi abbastanza speciale perché questo film fatto da video di internet, no? Lo trasforma in 35 mm e vuole farlo uscire dall'internet. E lei riprende questo film per analizzare come si equilibria queste immagini, i commenti che sono pure commenti razzisti e commenti che fanno dei responsabili immaginari dell'attacco, e poi lei costruisce tutto il suo film di derivazione in derivazione. In un certo senso lei è sempre nel misuse, because il suo film si chiama Forensicness, lei tratta dell'investigazione in se stessa, però non è in the abuse ethical. E per finire ci sono pure immagini, forse tipo immagini degli anni 90, penso a un film di Jean-Gabriel Perriot che ha messo 10 anni da fare e ha raccolto le VHS filmate dai soldati che sono diventati soldati da un giorno all'altro in Sarajevo, che erano giovani, e una gran parte di quelli che hanno filmato sono diventati più tardi registri o hanno lavorato alla televisione, però quando hanno filmato erano tutti amatori, e certe di queste immagini sono state usate nella Cour internazionale per ogni crimine. Dunque sono immagini che possono, in funzione del contesto, interrogare sul piano etico ma pure giuridico quando diventano prove. E ovviamente quando sono prove che sono riusate in un film, Jean-Gabriel Perriot, e questo film che è molto forte che si chiama Soldati, sta uscendo quest'anno, non mi ricordo il titolo, e spiega come pure lui per costruire il suo film sta sempre attento. Allora non è il contesto archivistico, ma da interrogare quelli che hanno filmato, ritrovarli, tornare sul luogo, mostrarci a noi spettatori prima le immagini, poi il discorso sulle immagini, ma anche le immagini che sono riviste a questo momento. Dunque ci sono pieni precauzioni e modo di fare, perché è un materiale molto particolare, filmato con intenzionalità particolare a quel momento, che può essere pure intimità. Allora, in questo caso è la guerra, ancora altra cosa. Dunque, non ho proprio riassunto il libro sono partita in un'altra direzione, ma che mi sembra una direzione fondamentale che è molto presa in conto, esattamente da voi due e dagli archivisti, eppure i cineasti e artisti. Se vuoi completare. Aspettavo se c'era per caso qualche altra domanda. Eccola. Buongiorno, e io mi ricollego in parte a quello che ha spiegato la dottoressa Raimond, ma anche insomma, che è stato toccato sulla questione dei filmati amatoriali, e volevo sapere se rispetto magari agli home movies di 30-40 anni fa, che non dico che erano i primi che le famiglie facevano in termini magari un po' più di concetto di home movies di massa, no? Grazie agli strumenti come le fotocamere, ma se rispetto a quelli degli ultimi 10-15 anni la funzione documentaristica che possono avere per il futuro, cioè c'è una consapevolezza della funzione documentaristica che questi home movies potrebbero avere per chi viene in futuro da parte di chi li filma, e se questo tipo di intenzionalità e consapevolezza del valore anche storico e documentario che possono avere influenza, e in che modo l'autenticità e la portata storica, se vogliamo, se sono effettivamente poi dei documenti storici, perché c'è dietro un tipo di intenzionalità diversa anche.
spero di essermi spiegata. Altri possono rispondere, non sono certa di rispondere in modo giusto, soprattutto il- dovrebbe essere completato dagli altri, però secondo me all'inizio diventa documento sempre, anche le immagini del passato che possono essere immagini di vacanza, girate per quelli che avevano una camera che era abbastanza costosa negli anni 30, 40 e tutto, e quando giriamo oggi, non so se abbiamo questa coscienza, però può diventare documento a partire di che qualcuno cerca in questo film un senso alle cose e la sola certa è che c'è di più in più pratiche di found footage perché c'è una grande libertà e abbiamo quasi les outils a disposizione che non avevamo prima e dunque molti artisti pensano in modo quasi sincronizzato diciamo il potere di queste immagini tipo Chloé Galli-Berléné, Gabriel Stemmer, Kenny Billy, enfin, ci sono molti che hanno questa coscienza che sicuramente è una coscienza che è legata al fatto che altri hanno fatto prima e che diventa, c'è una storia, come era detto, del riuso di queste immagini che comincia a esistere. Ma voilà, donc non è proprio una... Ma si pensa, e Chloé Galli-Berléné sta facendo un film che non è finito, dove sta immaginando cosa potrà essere per me in francese la grammatica è molto importante, dunque mi sento molto non legittima quando parlo. E lei sta immaginando cosa saranno le immagini materiali in contesto digitale di domani, al fine del secolo, a partire di Twitch. Sarà un film secondo me che uscirà l'anno prossimo, me lo sta facendo e non so cosa sarà, però è pure interessante. Come dire, io penso che siamo entrati ormai da una ventina d'anni in un regime di storicità, così ne parla François Hartog, che è un grandissimo storico, che ha scritto vari libri sul tempo, sulla lettura del tempo, fra cui questo, Cronos, che è stato tradotto in italiano, credo, in un'epoca del presentismo. Lui parla del presentismo, il fatto che oggi noi come dire, riportiamo tutto al tempo presente. Non c'è più uno scarto rispetto al passato, c'è una presentificazione, quindi un avvicinamento, che è un avvicinamento estremamente pericoloso dal punto di perché tutto diventa legittimo, no? Quindi possiamo parlare della Shoah per parlare di Gaza, cioè con una violenza storica gigantesca che non prende la misura della storia, di che cos'è la storia. E in qualche modo io credo che la pollution, quindi oggi noi facciamo immagini che sono usa e getta. Quando si facevano le immagini dei film di famiglia, si facevano immagini che avevano un senso federatore o comunque eccezionale rispetto alla vita quotidiana. Noi possiamo utilizzare quelle immagini come degli antropologi per parlare della vita quotidiana, ovviamente. Il signore prima mi ha fatto venire in mente una proiezione che ho fatto in Aveyron, in fondo a una regione agricola, ho fatto vedere i film di Vittorio De Seta, Il mondo perduto, e i contadini locali dicono sono gli stessi gesti di mio nonno. Avrei potuto farlo a vedere a Marrakesh, mi avrebbero detto la stessa cosa, è il Mediterraneo. Ora, il problema è che oggi noi facciamo immagini senza prendere la misura di quello che facciamo e sostanzialmente demandando a non archivi, perché i nostri cellulari, i nostri hard disk, i nostri Mac, quello che volete,
non hanno memoria sostanzialmente, non sono delle banche dati, non sono protetti, non c'è una fisicità della cosa. Noi parliamo di oggetti quando parliamo di archivi lì, il signore ha parlato di macchine, parliamo di bobine, parliamo di materiale filmico, e quindi sostanzialmente è tutta un'altra storia rispetto. Oggi, se uno volesse fare un archivio del presente, dovrebbe fare un archivio anche delle schede, dei codec, di tutta una serie di cose che spariscono rapidissimamente e voi non potete più leggere quelle immagini lì. Non potrete più leggere quelle immagini lì. Vi casca un hard disk, è finita la vostra memoria familiare. Non è la stessa cosa quando parliamo appunto di un archivio fisico che aveva uno statuto che era nella storicità, quindi determinato anche a decadere fisicamente proprio, il nitrato sopra la pellicola, però è un'altra cosa. Credo che oggi, riportando tutto al presente, noi stiamo evacuando il senso della storia. Non abbiamo assolutamente più il senso della storia. Proprio a livello del, come dire, non c'è né il rispetto della storia né il senso della storia. È chiaro che questo per, diciamo, la popolazione globale. Poi ci sono quelli che invece sanno benissimo che chi governa le immagini e chi governa gli archivi ci governa, perché sa come usare, cosa stoccare, cosa scegliere. E ovviamente chi ha il controllo degli archivi e scrive la storia, la scrive sempre dal punto di vista dei vincitori. Ecco. Quindi credo che non sia stato ancora misurato a fondo dal punto di vista, partendo proprio dalla realtà materiale dell'immagine numerique digitale, il fatto che e anche tutto questo poi è anche legato all'idea che l'immagine diventa una proprietà oggi, cosa che non era prima. Io conosco un sacco di registi che hanno fatto found footage, i cui film non possono essere più mostrati a causa del diritto d'autore. E moltissime immagini, oggi noi diventiamo dei piccoli padroncini delle nostre immagini, credendo di avere delle fortune in mano, e noi vendiamo le nostre immagini o le prostituiamo, decidete voi qual è il termine più adatto, in qualche maniera, ma chi poi diventa il padrone di quelle immagini lì scrive la storia. Questo è chiaro. Secondo me tutto questo non è ancora stato, come dire, determinato, pensato a sufficienza. Vedremo. Noi siamo dei feticisti, come avete ben capito. Quindi. Io credo sì che assolutamente sia una questione aperta. Volevo chiudere dicendo 3 cose riguardo a questo. La prima è che anche dal punto di vista archivistico, come diceva Federico, questo è davvero uno dei temi, diciamo, degli archivi che si occupano originariamente di film di famiglia e che gradualmente si sono aperti alla successione dei formati amatoriali che sono diventati dopo le pellicole, il VHS, il video 8, l'I8, il mini DV, eccetera. E evidentemente arrivano a porsi la questione di come si potranno o si possono salvaguardare le immagini girate oggi, appunto con tutti questi problemi che abbiamo citato, anche che ha citato Federico, anche di codec, di formati di file, di proprietà, di dove andare a prendere gli originali, quindi quale salvare, perché un conto è avere una bobina o un VHS, un conto è avere un file, il file da dove viene. Noi sappiamo banalmente, per esempio, che quando ci inviamo le fotografie tramite WhatsApp automaticamente fa una riduzione della qualità dell'originale, quindi conto è condividere. Quindi tutte queste sono questioni aperte e sono questioni che alcuni archivi in particolare si stanno ponendo, lanciando anche progetti che cercano di mappare o salvaguardare questi materiali. Per esempio l'archivio Sound & Vision olandese ha un progetto per la salvaguardia o per il salvataggio di canali YouTube, per esempio, che già ormai sono una cosa vecchia, ma oppure per esempio c'è un'esperienza, la Biblioteca Nazionale Francese anni fa ha avuto un progetto di salvaguardia di questo tipo di materiali in modo molto particolare, però non andandoli a prendere dai social network, eccetera, ma ha acquisito da una persona che aveva salvato tutti i filmati pubblicati durante le primavere arabe
li aveva scaricati e salvati su degli hard disk e hanno acquisito da lui questo archivio, quindi hanno salvato quella memoria che era stata pubblicata su Twitter, su Facebook, ma non direttamente andandoli a prendere dalle piattaforme. Sono esperimenti, sono prove, perché appunto la questione è grossa, è complicata. Questi luoghi, chiaramente Twitter, Facebook, YouTube e tutti gli altri, non sono archivi, non sbagliamo a pensare che YouTube sia un archivio, perché non è un archivio, le cose scompaiono da un giorno all'altro e sono assolutamente inaffidabili, le modalità sono totalmente diverse, però ci sono, diciamo, dei tentativi. La seconda cosa che volevo dire è che su questo c'è uno dei progetti probabilmente più interessanti o comunque recenti, ce ne sono altri in corso, ma è un progetto appunto realizzato in Olanda sotto la direzione di Susan Asman e Andreas Fickers, che analizzava la continuità e discontinuità tra i vecchi film di famiglia, quindi loro le chiamano piattaforme di memoria ritualizzate, quindi tra i vecchi film di famiglia e le forme che si sono succedute, quindi i VHS, appunto gli altri formati, fino all'oggi. Quindi si pongono queste questioni, la stessa Susan Asman durante il lockdown ha riflettuto e ha scritto, per esempio, su quello che stava succedendo su TikTok, come una, diciamo, delle possibili aggiornamenti, quindi esistono questi progetti di ricerca e questo qui in particolare ha prodotto un libro che si chiama Materializing Memories, se per caso qualcuno è interessato, comunque sotto il nome Susan Asman, lo trovate, e che parla appunto di dispositivi, generazioni e amatorialità. E il terzo è che probabilmente un momento per fare il punto su questo sarà la terza edizione di Rec Forward, quindi andiamo tutti ad ascoltare la prossima edizione del convegno a Nizza. Grazie mille, direi che possiamo chiudere così, grazie a tutti. Grazie.